Il cluster 8 riguarda i vantaggi del telemonitoraggio dei sistemi impiantabili, cioè pacemaker, defibrillatori biventricolari. Lo studio ha raccolto circa 2000 pazienti, di cui la maggioranza erano pazienti in telemonitoraggio, e un piccolo gruppo, il gruppo di controllo, che invece veniva seguito secondo i criteri classici del controllo ambulatoriale. I risultati sono ancora in fase di elaborazione. In ogni caso già dai primi dati possiamo dedurre innanzitutto che il telemonitoraggio permette di avere informazioni in tempo molto rapido sui malfunzionamenti dei dispositivi e sulla comparsa di eventi, per esempio eventi aritmici come la fibrillazione atriale, e questo evidentemente consente con una certa rapidità di intervenire sul paziente attraverso degli interventi di tipo farmacologico o anche ricoverando il paziente se necessario. Questo chiaramente è un vantaggio rispetto al controllo classico, perché il paziente è controllato ambulatoriamente e viene visto in ambulatorio non più di 1, 2, 3 volte all'anno, e quindi questi eventi che vengono registrati dai device vengono visti con grave ritardo. Il secondo aspetto che già è possibile dedurre dai dati in possesso è che con il telemonitoraggio è possibile ridurre la spesa sanitaria, nel senso che i controlli ambulatoriali si riducono, cioè il paziente manda i dati per via telematica, quindi non è necessario farlo venire in ospedale, si riducono, sembrano anche le ospedalizzazioni, e quindi evidentemente tutto il sistema sanitario diventa più efficiente. Altri dati verranno valutati in futuro naturalmente.